Cristiano Rossetti, una sconfitta che arriva nel finale con due giocatori che hanno fatto la differenza. Chi, scusa, ha fatto la differenza? Celerino come peso fisico in avanti ha fatto. Ma abbiamo fatto un tiro in porta. Ho visto un tiro di Celerino su calcio d'angolo Domenico come all'ultimo. peso in attacco ha dato Ah beh, più sicuramente. consistenza. Sì, sicuramente. Cosa si poteva fare? Ciao, scusa. Ciao. Cosa potevamo fare? Noi la nostra partita, quella che dovevamo fare, abbiamo fatto. Noi 5 mesi e mezzo di inattività si sente, a differenza a loro che non sono mai fermati. Infatti pensavo che il ritmo facesse la differenza. Le mantenuti secondo me anche abbastanza bene, senza rischiare più di tanto. È normale che quando poi hai dei giocatori davanti come loro, li lasci mezzo metro, ti fanno gol. Diciamo che è stata la giocata del singolo che ha dato. Sì, direi sostanzialmente, tolto l'episodio dell'1-0, non ricordo grossissimo, sì, loro nettamente un possesso palla maggiore, ma era anche, l'avevamo studiato, almeno la strategia nostra era quella, lasciargli la palla e andare, cercare di andare a fare i mali in altre situazioni. Direi che comunque era una partita, era un pareggio scritto, poi giustamente siamo un po' addormentati su quel calcio d'angolo e è andata male. Rimane un po' il rammarico perché comunque è stata una partita giocata ad armi pari. Sì, come ti ho detto prima, penso che sia stato il pareggio, forse ci stava un po' di più, però va bene così, cioè, ci sta quando fai uno sconto diretto, la tripla è dietro l'angolo. Tezzanese che pareggia, l'Atletic che non riesce a vincere con Rivasamba, insomma. Non lo so, me lo dici te adesso, ma dopo 5 mesi e mezzo è tutto strano, cioè, la chiamano eccellenza, ma è il torneo del bar sotto casa, cioè 6 partite, uno dice di aver vinto il campionato, non lo so. Ancora grazie che ci fanno giocare, però non chiamiamo l'eccellenza, non chiamiamo il campionato. Adesso la domenica prossima cosa pensi di come pensi di preparare la partita? Ma adesso non ci penso neanche, adesso smaltiamo l'amarezza della sconfitta, secondo me non meritata, e poi si penserà alla prossima partita da lunedì. Grazie Cristiano. Grazie a te.